Alla seconda edizione il meeting dei giovani di Caorle ha visto aumentare considerevolmente la presenza di pubblico. L'anno scorso era il mio primo anno, abbiamo fatto una cosa così per comprendere e invece troviamo una vivacità di creatività straordinaria. Oggi 2000 giovani qui a Caorle che saranno loro quelli che promuoveranno questi bandi. 5 i bandi che vedranno la Regione versare 3,8 milioni di euro, 2 dei quali destinati ad avviare 40 nuove attività. Il rimanente andrà a progetti che riguarderanno temi specifici, cittadinanza attiva e volontariato per progetti a favore della società, analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali giovanili per valorizzare le qualità artistiche permettendo la sceneggiatura di un film. 100.000 euro andranno a un progetto chiamato Fiori di parole in musica destinato a poeti e compositori di testi di canzoni. I fiori sono i ragazzi che devono scrivere delle loro canzoni e poi ci sarà una commissione. Oggi qui abbiamo Alberto Salerno, il grande paroliere, quello che ha scritto Io vagabondo per comprendere. Il quinto bando lo annuncia Sernagiotto. La fabbrica della voce, delle parole e della musica. Questo è per la creatività sulla musica. Gli argomenti interessanti per le nuove generazioni non sembrano mancare. A presentare il meeting un comico del surreale conosciuto per le sue partecipazioni a Zelig. Nonostante il difficilissimo momento economico, Leonardo Manera invita a tentare di fare un lavoro che piace, anche se difficile da trovare, piuttosto che accontentarsi di un lavoro qualunque, e ci racconta i suoi inizi. Io ho iniziato a 17 anni a fare questo lavoro, a 20 anni proprio per lavoro vero e proprio, e anche se a volte non è un lavoro semplice, però è la cosa che volevo fare, quindi sono contento di averci provato. Bisogna cercare sempre di realizzare i propri sogni. Eh sì, perché è l'unica cosa anzi è la cosa che caratterizza quell'età, no? Quella della gioventù, di provare a seguire le proprie passioni, altrimenti si vive tutto come una imposizione dall'esterno. E invece finché ce la si fa, non è detto che poi ci si riesca, però vale la pena di provarci.